distintivo dello stile del filippino Alfredo Alcalá era la capacità di cesellare paesaggi e personaggi con una tecnica molto vicina a quella utilizzata dagli incisori in xilografia. Osservando alcuni dei suoi disegni, infatti, vengono alla mente le bellissime opere di Dürer, ma anche dell'illustratore statunitense Frank Libot. Il percorso artistico di Alcalá iniziò quando era molto giovane. Abbandonò presto la scuola e si dedicò al disegno di lampade e di oggetti per la casa, compresi dei mobili. La sua folgorante carriera di fumettista iniziò nel 1948 con i primi lavori per Between Comics, continuando successivamente per l'Ice Publication, la più importante casa editrice delle Filippine. Nel 1963 arrivò il primo fumetto da lui creato, che prese il nome di Voltar. Si tratta di un uomo, un guerriero muscoloso e coraggioso che anticipò di alcuni anni le prime illustrazioni di Conan il Barbaro disegnate da Frazetta. Voltar, chiaramente ispirato ai romanzi di Robert Howard, fu un successo eccezionale, tanto da essere pubblicato anche negli Stati Uniti. Nel 1971 un'illustrazione di Voltar fu presentata ad un evento che si tenne negli Stati Uniti e che aveva come temi il fantasy e la fantascienza. L'opera vinse nella sezione fantasy, dando ad Alcalá parecchia visibilità. Sempre nel 1971 Alcalá lavorò per la DC e per la Marvel Comics, disegnando fumetti horror e fantasy. Nel 1975, insieme allo scrittore Jack Olek, creò Kong per la DC Comics. Kong è un uomo delle caverne che cerca di sopravvivere in un ambiente ostile. Nei disegni di Kong c'è già lo stile inconfondibile di Alcalá. Nel 1977 l'artista entra a far parte dei disegnatori della Warren. Dall'80 fu il disegnatore a matita della rivista Star Wars e incastratore di alcuni numeri di Conan il Barbaro su matite di John Buscema. Gli anni '80 decretarono la fine di molti titoli horror della DC e della Warren e Alcalá e altri disegnatori furono costretti a cercare lavoro nel campo dell'animazione in California. Al culmine del successo, Alcalá fu persino chiamato dall'esercito degli Stati Uniti per illustrare alcune pubblicazioni. Prestò la sua arte anche per studi cinematografici e televisivi, aziende di giocattoli e agenzie di pubblicità.